Possiamo iniziare con la presentazione del laboratorio numero 2, rafforzare la competenza lessicale con interventi di riflessione e valutazione degli allievi sul proprio operato. Occorre, recuperare nella memoria ciò che abbiamo fatto nel laboratorio 1 perché, questa attività si connette direttamente con, i risultati del laboratorio 1. Se ben ricordate, avevamo affrontato alcune pagine di studio della riforma protestante, avevamo scelto, le parole chiave e altre parole che potevano, collegarsi o che erano, di interesse e potevano formare piccoli nuclei di significato e, avevamo anche, proposto delle tipologie di attività. Di tutto ciò abbiamo traccia nel forum in piattaforma. Ebbene, allora, questa, attività, è dedicata, ad un momento particolare, cioè alla autovalutazione di un breve compito di prestazione, relativo, all'attività, di studio, che abbiamo già visto nel laboratorio precedente. E qui, potete notare in questa tabella le parole chiave che, questa ipotetica insegnante, ha, scelto. Sono, 4 parole chiave: indulgenza, riforma, dottrina, protestante, sono le stesse che i gruppi di lavoro avevano selezionato. Le altre parole, sono un po' meno rispetto a quelle suggerite, quelle che in qualche maniera sono entrate nelle attività che vengono proposte. Vedete come sono raccolte, attorno alle parole chiave e costituiscono piccoli nuclei di parole. Questo sappiamo che, è un modo per potenziare anche la memorizzazione dei termini. Bene, allora, la situazione didattica che immaginiamo è questa, cioè una classe che, ha studiato, la riforma protestante e ora è coinvolta, in una semplice, attività valutativa, un compito, di prestazione. L'obiettivo, è quello di creare un momento, protetto, tutelato, in cui gli allievi, ancora una volta si mettono alla prova nella autovalutazione. Quindi, esprimono una valutazione, della loro prestazione e si confrontano con quanto, osserva l'insegnante. Dalla discussione, dal confronto, emergerà un grosso momento di, riflessione, che per l'allievo è occasione di crescita ed è occasione di apprendimento ulteriore. Ehm, è chiaro che, per autovalutarsi, gli allievi devono, rapportarsi a dei criteri trasparenti e condivisi e, noi ci richiamiamo qui ai sovrapprocessi, della competenza lessicale, ai nostri indicatori che, avevamo già, visto, nella lezione, si riferiscono alla ampiezza, alla profondità e alla automaticità. Però, in relazione alle attività che effettivamente, vengono proposte, gli allievi dovranno restringere il loro focus, la loro attenzione e, dovranno confrontarsi con, degli obiettivi più precisi che possiamo, esprimere anche, come dei sottoprocessi rispetto agli indicatori, con i quali si confrontano, ponendosi delle domande. Per esempio: "Ho effettivamente svolto quello che mi veniva chiesto? Come? Sono soddisfatto di come l'ho svolto? Che cosa ho fatto? Quali strategie ho messo in moto?" Ecco,
queste domande che, vanno ad arricchire, a tradurre l'indicatore di, specificazioni, possono nascere, nella interazione in classe o possono anche essere avviate, suggerite inizialmente dall'insegnante, ma poi devono essere ben chiare, ben condivise con gli allievi. Su queste, specifiche, l'allievo si autovaluterà e l'insegnante a sua volta lo valuterà. In merito alla modalità, secondo cui condurre, la covalutazione, che poi è sempre un momento di autovalutazione, io ho posto in nota, dei testi, da consultare, quest'ultimo a cura di Tessaro, fa parte di tutta una ricerca del laboratorio RED, il curriculum verticale nella scuola del primo ciclo, che è stato editato, a giugno del 2019, ma, dove, viene toccato proprio nel paragrafo 4.3.3, il tema della covalutazione, ma, se non avete il libro potete anche vedere, le slide dalla 19 alla 22, nel link che vi ho qui, indicato. Vi indica le procedure secondo cui, gestire momenti di covalutazione, dove l'allievo appunto impara ad autovalutarsi. E veniamo alle consegne del laboratorio. Ecco, le consegne sono 2. Consideriamo la prima. Allora, nella prima, io chiedo, di prendere in considerazione, le, attività che fanno parte del compito di prestazione. Guardiamole queste attività. Allora, voi vedete la consegna che è scritta in grassetto, poi in corsivo io ho già dato la soluzione o completa o anche parziale, perché ho voluto, alleggerire in certo qual modo il lavoro, nel senso che, l'obiettivo di questo laboratorio non è rispondere alle domande, questo dobbiamo immaginare che siano gli allievi, ma fare l'analisi delle consegne. Quindi dare una soluzione dell'attività o completa o parziale, ci permette di muoverci su un terreno, chiaro per tutti. La consegna invece che cosa chiede? Chiede di prestare attenzione a, questi riquadri che sono posti accanto ad ogni, consegna, in cui io chiedo di crocettare, la, dimensione, lessicale, quindi l'ampiezza, la profondità, l'automaticità e di indicare il sottoprocesso che viene messo in gioco, dalla, attività proposta. Le attività sono un po' articolate, sono, 9, quindi non è esageratamente un compito, impegnativo. Allora, abbiamo detto e nel, video della lezione è, spiegato, cioè dedico un certo spazio a, spiegare, il significato delle dimensioni lessicali, ampiezza, profondità e automaticità e vi invito a considerarle come dei sovraprocessi, consistenti che possiamo definire dei veri e propri indicatori. Per quanto riguarda, invece la, indicazione del sottoprocesso, ehm, condividiamo uno strumento di lavoro di cui ho parlato durante la lezione e che ora ho riportato qui. È la mappa, dei processi che, entrano in gioco in questa, tipologia di attività, che vengono proposte. Non sono esaustivi chiaramente questi sottoprocessi, ce ne possono essere anche degli altri in base ad altre attività che vengono pensate. Perciò io vi invito,
quando poi lavorerete autonomamente, anche di completare, di integrare, quindi di arricchire questa mappa. Vediamo brevemente com'è, organizzata. Allora io riporto con delle sigle, sulla sinistra, i processi relativi alle 3, dimensioni, della, competenza lessicale. A destra, dentro ai riquadri, circondo praticamente i, sottoprocessi che sono riconducibili alle componenti della competenza: la componente cognitiva, operativo-aggiuntiva e metacognitiva. Vi faccio notare come ci siano delle zone di sovrapposizione, delle zone di permeabilità tra, le componenti della competenza. I processi, lo sappiamo, non si tagliano con l'accetta. Alcuni, a seconda di come vengono impostate le attività, della curvatura che diamo al lavoro, possono essere, più che cognitivi, operativo-aggiuntivi, possono essere, più che operativo-aggiuntivi, metacognitivi. E allora questo zona di sovrapposizione che vedete con il numero 5, superare lacune, il numero 6, relativo alla profondità, spiegare i nuclei di parole, o il 7, riformulare definizioni di un vocabolo usato, possono essere momenti, di sovrapposizione in cui, cioè il sottoprocesso non è operativo aggiuntivo, ma diventa metacognitivo. Quindi questo è uno strumento di lavoro e di riferimento, perché nei riquadri che affiancano le consegne degli esercizi, io vi chiedo il sottoprocesso e vi invito a fare riferimento a questa mappa, in modo che poi nel confronto finale abbiamo anche criteri di confrontabilità tra di noi. Ecco, vediamo ora la seconda consegna. Una volta fatta l'analisi quindi delle attività, invito, a costruire, in parte, non in toto, costruire lo strumento, di valutazione che, chiaramente, propongo, la matrice valutativa. Vi invito a considerare però soltanto, l'asse, verticale e non quello orizzontale, quindi non i livelli, di graduazione, della competenza. Quello sarà un lavoro da fare in classe e da far nascere direttamente, nella interazione con gli allievi. Però, occorre che l'insegnante e gli allievi abbiano ben chiari i criteri rispetto ai quali si devono confrontare per esprimersi nella co-valutazione. Allora, io qui ho riportato le componenti della competenza cognitiva, operativa-aggiuntiva, metacognitiva. Per correttezza, della matrice metto anche la componente interattivo-relazionale, ma non la consideriamo. E riporto per ogni, dimensione, lessicale, il, macro processo. Quindi l'ampiezza, conoscere in termini ricettivi e produttivi un certo numero di parole, un repertorio lessicale; la profondità, associare ad una parola le caratteristiche linguistiche e comunicative. Voi sapete che la profondità è articolata in 2 grossi processi, l'altro, squisitamente metacognitivo, è collocare correttamente e motivatamente le proprie scelte lessicali all'interno di una specifica situazione comunicativa. Ho riportato anche la dimensione dell'automaticità, ma, non ci sono attività che riguardano questa dimensione nella compito di prestazione che ho costruito.
perché, sarebbe stata un'operazione artificiosa, avrei dovuto proiettarmi molto in avanti, nel senso che avrei dovuto creare dei momenti di lavoro, in cui gli allievi riutilizzavano i semi appresi a distanza di tempo e in contesti diversi. Quindi, non li ho messi, li lascio a voi quando andrete avanti con il lavoro. Ehm, In questa, parte verticale, quello che, vi chiede la consegna è di, aggiungere, le esplicitazioni, cioè quei sottoprocessi che effettivamente, le attività del compito, di prestazione, richiede. E, vi invito a formularli in maniera interrogativa, immaginando che sia l'allievo assieme a voi che si pone l'interrogativo. Accanto, ad ogni, serie di domande, vi chiedo anche di riportare il numero dell'attività, in modo che sappiate immediatamente, ritornare, all'attività che mobilita quel sottoprocesso. Ecco, spero che la consegna sia chiara. Ad ogni modo, per qualsiasi, esigenza di chiarimento ci possiamo trovare, in piattaforma. Non mi resta ora che, augurare a tutti buon lavoro.